Signor Ministro, lei immagina una capacità complessiva del sistema Italia di essere competitivo e quindi lei non vede l'opportunità ovviamente di una competitività all'interno del sistema portuale italiano. Ma sì, io credo che le varie aree territoriali, i vari sistemi portuali italiani hanno bacini di utenza specifici e diversi. Più noi riusciamo a focalizzare e a massimizzare questi bacini, più evitiamo intersezioni tra i vari bacini, più andiamo a prendere traffico che altrimenti arriverebbe in scali non italiani, e questo garantisce anche allo Stato maggiori entrate e quindi una minor necessità di aumentare la pressione fiscale, ma anzi di trovare quelle risorse che sono necessarie poi per fare quella famosa flat tax, che è l'elemento che potrebbe consentire all'industria italiana di ripartire in maniera assolutamente forte. Oggi i porti italiani generano circa 13 miliardi di entrate che vengono messe nella finanza generale dello Stato. Pensare nei prossimi anni di poter aumentare questi di 5-8 miliardi di euro non è impossibile. Noi sappiamo che i traffici nel Mediterraneo nei prossimi anni avranno un grande incremento sia sulla parte crocieristica che sulla parte commerciale, soprattutto con le rotte sul sud-est asiatico. Se noi riusciamo a fare in modo che anche le merci dirette nell'Europa centrale e nell'Europa dell'Est si fermino in gran parte sui nostri scali e approdino da noi, pagheranno quelle tasse e consentiranno uno sviluppo maggiore anche di quelle risorse che poi sono necessarie per adeguare le infrastrutture, ma anche per aumentare il benessere nel paese. Quindi oggi l'Italia si gioca tantissimo sul mare, sulla sua capacità di fare sistema e sulla sua linea logistica. Per questo credo che oggi lo sforzo di tutti deve essere quello di dialogare, di collaborare, non di contrapporsi. E in questo contesto naturalmente i porti di Trieste e di Monfalcone giocano un ruolo particolare anche per le caratteristiche, le peculiarità specifiche dei porti. Sì, per noi son fondamentali perché di fatto quest'area, l'area nord-est, ha una capacità di penetrazione nei mercati non solo in quello austriaco e in quello ungherese, ma anche ad esempio in quello polacco e in tutta l'Europa dell'Est, che ci consentono di tornare a essere protagonisti in quell'area e non solo di rifornire il nord-est italiano, che è un grande motore di sviluppo economico e di innovazione, ma anche dare risposte a un mercato crescente che è quello dell'Europa dell'Est e di collegarlo con i paesi in via di sviluppo e col sud-est asiatico. Ecco, la nostra capacità deve essere proprio quella di aumentare e di sistemare una capacità ferroviaria che qua è già particolarmente rilevante, di dotarla di una serie di retroporti e di sistemi e di relazioni internazionali che ci consenta da Trieste, da Monfalcone e diciamo dall'area del nord-est di poter essere in grado di competere con gli altri paesi anche nell'utilizzo di una catena logistica mediterranea che secondo me in prospettiva, se saremo capaci, potrà sostituire anche attracchi in Mar Baltico piuttosto che nel Mare del Nord.